Ma ciao a tutti amici, da Napoli e l'87, da quanto tempo che non ci vediamo e che non sto portando video. E oggi voglio sfugare un po' con coppa stufato, parliamo dei biglietti della partita Milan-Napoli di quarti di finale di Champions League. Ma prima vi voglio far vedere una cosa che ho avuto, che mi è arrivata da 91 Calcio, ovvero la maglia del Napoli. Bella, ma già da un po' mi è arrivata, ma ve la voglio far vedere e vi dico dove poterla acquistare. 91 Calcio, ragazzi, vi lascio tutti in descrizione come procedere per gli acquisti. Coupon N87, avrete anche il 10% di sconto sugli acquisti. Tanto in descrizione vi lascio tutto come procedere. E in più, ragazzi, passate anche sul gruppo Telegram 91 Calcio di Xiao, perché lì ogni mese ci saranno praticamente sorteggi per maglie gratuite, sempre come queste, della vostra squadra del cuore. Non è per forza del Napoli, perché se ti fate un'altra squadra, giustamente prendete la squadra del cuore, che sia nuova, che sia anche retro, perché hanno anche le maglie vecchie, cioè personalizzate, tutto, ragazzi. Con il coupon N87 anche 10% di sconto sui vostri acquisti, che volete più. E niente, vi lascio tutto in descrizione per gli acquisti. Passiamo all'argomento che più ci interessa a noi, ovvero i biglietti di Milan-Napoli di UEFA Champions League, quarti di finale, ragazzi. E qui l'AC Milan fa una cacata di quelle grosse, perché sono usciti in vendita i biglietti di Milan-Napoli, però solo per gli abbonati della carta cuore rossonero. Ovviamente, come sempre, vanno prima in vendita per gli abbonati, poi per quelli con la tessera del tifoso e via dicendo, e poi dopo arrivano anche per i tifosi ospiti, no? Come di solito. Per i tifosi di casa tutto va come deve andare. Per i tifosi ospiti ancora non si sa nulla, anzi chi vuole acquistare i biglietti per Milan-Napoli addirittura si dice che deve avere la carta rossonera, cuore rossonera, anche il tifoso ospite. Ma stiamo pazziando o veramente state facendo? Perché per me veramente sta andando così, perché addirittura ancora non si sa se uscirà la vendita libera per i tifosi ospiti, per noi tifosi del Napoli. E io che voglio andare a vedere Milan-Napoli, sto come un scemo aspettando che poi alla fine, se ci sono tifosi del Napoli a Milano con la tessera del Milan, perché magari vivendo a Milano sono anche simpatizzanti per il Milan e vanno a vedere qualche partita del Milan, loro prendono i biglietti, e quelli che magari non hanno la tessera del Milan perché tifano solo questa squadra qui non possono andare a vedere la partita, perché poi i biglietti diventano così pochi che il tempo che arrivi sul sito già sono finiti. È una presa per il culo questa qua. Addirittura si sta parlando addirittura che questi vogliono anche vietare la trasferta ai residenti in Campania. Addirittura, ragazzi, ci stanno trattando, capisci, in faccia praticamente l'AC Milan. E non lo so, fate lo stadio tutto addobbato di tifosi del Milan e del Napoli, non lo so, perché poi alla fine addirittura sento dire che c'è la possibilità che vogliono chiudere il settore ospiti. E giocate solo voi e i vostri tifosi, facile così, bel vantaggio che vi date. I biglietti, poi sento lamentarsi sul prezzo dei biglietti, ma ragazzi, sono quarti di finale di Champions. Una volta è ovvio che una volta pagavi di meno, ma ora è ovvio che i prezzi sono alzati, sono aumentati, perché tutto aumenta. Andiamo a fare la spesa, ogni cosa aumenta, ragazzi, è ovvio. C'è chi può permettersi di andare e chi no. È ovvio anche che per me il prezzo è alto, perché uno che lavora comunque non è che ha questi soldi da buttare via, però una volta ogni tanto, una volta che capita un'occasione così, vuole anche andarsela a vedere la partita. Però se poi tu fai uscire solo i biglietti per la tua squadra che gioca in casa e per quelli ospiti non ci sono, è una presa per il culo questa qua.
Perché qua siamo a fine mese, mancano 11 giorni e c'è la partita Milan-Napoli e ancora non si sa niente per il settore ospite, ma ci state pigliando veramente per scemi, ci state pigliando, ci state prendendo per scemi, ve lo dico in italiano, ve lo dico. Intanto ho visto qualche prezzo su per giù sul sito del Milan che vanno dagli 80 in su fino ai 400 alle poltronissime, insomma si sa, però io mi aspettavo che almeno il settore ospite era in vendita libera, ancora non ci siamo in vendita libera, qua secondo me non arriverà mai questa vendita libera, il tempo che metteranno in vendita libera il settore ospite già sono finiti, il tempo che tu vai sul sito e vai ad acquistare i biglietti secondo me non vai a tempo, il tempo che inserisci i tuoi dati già sono aiuto a fornirsi i biglietti e noi si piglia quel servizio un'altra volta, perché a me già mi è ricapitato una cosa del genere e io mi faccio incazzare, ma ci sfugando ho passo fatto. Poi i biglietti del Napoli, un'altra cosa, sono usciti ieri o l'altro ieri anche i biglietti sul sito del Napoli, 72 euro le curve e circa 104 euro i distinti, va bene, ci sta. E per il settore ospite del Milan stanno ancora aspettando. E infatti bene così, ma io mi aspetto lo stesso sistema che ha fatto il Milan, mi aspetto lo stesso dalla SSC Napoli, è giusto così. Ma siamo a un quarto di finale di Champions, e che cazzo? Pure in un quarto di finale di Champions c'è la trasferta vietata per i tifosi, ma stiamo pazziando, andateci solo voi, facile vincere così, ma il Napoli non ha paura, anche senza i suoi tifosi, il Napoli ha l'appoggio dei tifosi, anche da fuori, anche da casa, facciamo sentire il nostro supporto al Napoli. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto ciò nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate ragazzi, a carrozzi, iscrivetevi al canale di Napolillo 87. E con questo è tutto, buona giornata a tutti amici da Napolillo 87 e come sempre voglio forza Napoli!